Continua il nostro viaggio alla ricerca delle tante discariche abusive che deturpano le campagne della periferia gelese. Stavolta l'ennesimo scempio si registra lungo la strada dei Due Castelli, la mini tangenziale che corre parallela alla SS 117 bis Gela Catania, quotidianamente percorsa da mezzi pesanti e camioncini di vario tipo. Qui a due passi dal Castelluccio Normanno, in una delle strade limitrofe c'è un'enorme discarica di rifiuti neanche troppo occultata. Questa è una delle strade perpendicolari alla strada dei Due Castelli, siamo a pochissime centinaia di metri dal Castelluccio e questo è lo scenario che ci troviamo di fronte, una discarica enorme a ridosso delle campagne. Lungo il ciglio della strada e all'interno dei canali di sfogo delle acque che la costeggiano si trova il solito campionario di rifiuti che va dagli scarti della lavorazione edile agli inerti, fino agli scarti alimentari gettati via dopo i raccolti, passando per i resti di qualche trasloco con mobili distrutti e vecchi giocattoli. Il grosso della discarica, come vedete, si trova a ridosso di una vasta area di uliveti e come vedete qui ci sono lastre di Eternit sparse un po' dappertutto, regolarmente accatastate e non messe in protezione, che si stanno sbriciolando e che ovviamente vanno a contaminare il terreno. Non solo, qui i rifiuti spesso vengono anche bruciati. Il vero problema, come emerge dalle immagini che abbiamo girato, continuano ad essere le enormi quantità di Eternit in lastre, le quali possono rilasciare fibre di amianto se abrase, perforate o deteriorate, con gravi conseguenze per la salute delle persone che ne vengono a contatto. Solo negli ultimi mesi sono diversi casi di discariche abusive prese in carico dalla procura locale. Grazie all'attività di indagine delle forze dell'ordine sul territorio è stato possibile individuare, multare e perseguire penalmente abbandoni di rifiuti avvenuti in diverse aree periferiche della città. Un lavoro importante che la procura svolge quotidianamente in silenzio, individuando i colpevoli di questi odiosi reati, ma la strada per debellare il fenomeno è ancora lunga. Amava le farfalle colorate, leggere, simbolo di libertà, lei che da 13 anni era inchiodata a una sedia a rotelle. Laura Salafi è morta nella sua casa a Catania all'età di 47 anni. A renderla tetraplegica un proiettile vagante sparato da Andrea Rizzotti in piazza Dante. Era il 1° luglio del 2010. L'uomo voleva colpire un pregiudicato, Andrea Gravino, reo di averlo insultato. Quella mattina Laura aveva appena sostenuto in maniera brillante un esame di letteratura spagnola quando il proiettile che la raggiunse le lesionò il midollo e la sua vita cambiò per sempre. Dopo lunghi ricoveri nel 2013 tornò a studiare, riuscendo con grandi sacrifici a laurearsi in lingue. Non perdeva occasione per raccontare l'amore per la sua facoltà e il fascino che le evocava la sede e l'ex monastero dei Benedettini. Di quell'infausto giorno raccontava sempre la splendida giornata di sole e la gioia che le invadeva il cuore, mai una parola di odio o rancore per quell'uomo sconosciuto che le aveva rovinato la vita. Nessun commento, nemmeno quando fu condannato in via definitiva a 16 anni e mezzo di reclusione. Una vita segnata dalla disabilità, quella di Laura, a cui seguirono lutti e dispiaceri, la morte per un tumore del suo fidanzato, la perdita dei suoi genitori. Seppur sofferente, rivendicava il diritto di essere felice, di poter scrutare ancora la bellezza della vita, sostenuta da una grande fede, elargiva sorrisi e parole di speranze a chi l'avvicinava. Ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, ha scritto un libro e intrattenuto un rapporto epistolare con un ergastolano che grazie a lei ha cambiato vita. Nel 2016 è stata ricevuta dal Papa. È stata un esempio per tutti noi, afferma il rettore dell'Università di Catania Francesco Priolo. Con la sua forza ha dimostrato che gli obiettivi si possono raggiungere. Nonostante la sofferenza, la fatica e le difficoltà, Laura ha amato la vita e tutte le persone che le sono state vicine. Nel 2021 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ha insignita con il titolo di Cavaliere del Merito. Lo scorso 9 giugno l'Università di Catania le ha conferito la laurea honoris causa in filologia moderna. Catania la ricorderà in maniera perenne, ha detto il sindaco Enrico Trantino, con l'intitolazione di un luogo evocativo della città, affinché il suo modello di donna di cultura, esemplare e coraggiosa, rimanga un esempio per le future generazioni. I funerali di Laura saranno domani a Sortino, suo paese di origine, alle 16 in Chiesa Madre. C'è l'accordo fra Stato e Regione per ripianare i conti siciliani e fare dunque le assunzioni e ci sono anche i soldi stanziati da Roma e da Palermo per fare il ponte sullo stretto, ma non i manager della sanità di domani. Giornata convulsa per la politica siciliana sull'asse fra Palermo e Roma. La principale buona notizia è che la Regione potrà fare i concorsi e assumere, sono circa 750 le nuove assunzioni che si potranno fare grazie alla ratifica dell'accordo fra Stato e Regione siciliana. La richiesta era più alta, quasi il
doppio, ma alla fine si è trovato l'accordo per 750 e parallelamente per riequilibrare i bilanci della regione siciliana. Intanto il Consiglio dei Ministri mette a bilancio i soldi per avviare i cantieri del ponte sullo Stretto nell'estate del 2024 e la Sicilia conferma di essere pronta a fare la propria parte con 1 miliardo di euro. Ma ciò su cui non si trova l'accordo è invece la sanità, ovvero la scelta dei 18 manager che dovranno traghettare le aziende ospedaliere e provinciali siciliane nella nuova sanità disegnata con i soldi del PNRR, molto diversa e fatta soprattutto di assistenza domiciliare e di strutture intermedie fra ospedale e comunità. Il vertice di maggioranza tenuto oggi aveva raggiunto un accordo che non ha retto al passaggio successivo, per questo le nomine potrebbero slittare. C'è tempo fino alla fine del mese comunque, ristretta la lista dei papabili che adesso sono 49, fra questi bisognerà sceglierne 18 e una parte saranno probabilmente conferme. Si resta in alto mare, quasi nel vero senso della parola, non si sblocca la vicenda dei collegamenti con le isole minori ed i traghetti della Caronte e Tourist sono ancora fermi dopo la decisione della società armatrice di non effettuare i trasporti con le Eolie, le Egadi, Ustica e Pantelleria come estensione della convenzione col Ministero dei Trasporti. Una decisione arrivata dopo il fermo delle navi e il sequestro del contributo da 2.800.000 euro che la Regione si accingeva a pagare all'azienda messinese per il secondo trimestre del 2023 per i lotti relativi a Pantelleria e alle Pelagie. Oggi pomeriggio c'è stato un nuovo tentativo, un vertice tra l'assessore regionale ai trasporti Aricò, i sindaci delle isole minori ed i vertici di Caronte e Tourist. La società però non avrebbe dato alcuna disponibilità al potenziamento delle corse, così i sindaci di Ustica, delle Eolie, delle Egadi, Pelagie e Pantelleria continueranno a chiedere ai governi nazionale e regionale di ripristinare in tempi celeri i collegamenti marittimi integrativi, atteso a breve anche un comunicato congiunto di tutti i sindaci. Sino al 31 marzo, quindi restano garantiti solo i collegamenti previsti dal bando nazionale, troppo poco per garantire i rifornimenti di merci, gasolio, medicinali in particolar modo, ma anche per lo smaltimento dei rifiuti, una situazione che preoccupa tanto che i residenti sono pronti a scendere in piazza. In generale dico sempre ai giovani di essere curiosi, di restare curiosi, perché la curiosità è il primo motore della ricerca, e in secondo luogo di capire in che campo possono diventare eccellenti, perché essere bravi, diventare bravi è un passo che ci aiuta nell'amare quello che facciamo e nel fare quello che siamo. L'invito ad essere curiosi è il messaggio che Luca Parmitano, l'astronauta catanese dell'Agenzia Spaziale Europea, prima italiana a passeggiare nello spazio, ha rivolto agli studenti dell'Università di Messina. In centinaia oggi lo hanno atteso nell'aula magna della Facoltà di Ingegneria al Papardo, dove ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Scienze e Logistica del Trasporto Marittimo ed Aereo. In principio, indipendentemente dal luogo di origine, in secondo luogo è un piacere in più perché poter tornare nella mia terra circondato dai miei concittadini, una terra che per quanto non abbia la possibilità di abitare resta comunque sempre con me nel cuore, dà una gratificazione in più, avere un riconoscimento del proprio lavoro, di quello che si è fatto, ed è anche un'occasione per portare un po' di visibilità anche ad ambienti che magari non sono sempre in primo piano e che invece meritano perché hanno grandissime potenzialità. Parmitano è stato cordiale con tutti, si è concesso a selfie e strette di mano con gli studenti, emozionato nell'indossare la toga riservata ai senatori accademici, posando con i 30 giovani ingegneri di Messina Energy Boat, reduci dal successo ottenuto a Monaco con il loro catamarano realizzato con materiale riciclato. Parmitano ha tenuto una Lexio Magistralis dal titolo Human Space Transportation and Logistics Present and Future, parlando delle difficoltà e delle sfide dell'esplorazione spaziale dal punto di vista della logistica e dell'allocazione di risorse, materiali ed energia. Parmitano ha parlato anche del futuro della corsa a Marte e risposto a chi ancora oggi nega che l'uomo sia mai stato sulla Luna.
Fiducia a tempo, un po' per tutti, Tabiani in testa ovviamente. Si apre una settimana delicata in casa Catania dopo la terza sconfitta in 7 partite e Grella sarà presente fin dal primo allenamento di martedì. Perché è vero che è stato dato tempo per vedere i risultati, ma è evidente che il Catania si è già giocato tutti i jolly a disposizione. Bisogna cominciare a marciare veramente se si vuole risalire in classifica e gli etnei dalla sfida interna col Taranto saranno attesi da un tour de force con partite ogni 3 giorni. No, sicuramente è una partita che non ha convinto. Io penso che essendo l'allenatore sia giusto che debba cercare di trovare un abito giusto da mettere alla squadra. Per quanto riguarda i contratti a termine, noi allenatori viviamo con contratti a termine, cioè firmiamo contratti magari di 1 anno, 2 anni, ma poi in realtà abbiamo sempre un termine e come ho già detto altre volte, tanto bene o male dalla seconda o terza che si dice che magari dovrei andare via, quindi ogni settimana può essere l'ultima. Io lavoro pensando che invece devo costruire qualcosa per un domani. A Castellammare è andato in scena per certi versi un film già visto, 1-0 per gli avversari, siglato da Meli e condizionato da un fuorigioco in partenza di Candellone, e poi Catania che non reagisce, gioca a ritmo compassato e non ha coraggio. Serve un cambio di modulo per creare qualcosa nella ripresa, ma evidentemente non basta. Nel club c'è la convinzione che quando questa squadra alzerà il ritmo cambierà tutto e che il divario in classifica con la capolista a ben 10 punti, anche se gli etnei devono recuperare una partita, non sia reale, ma se è veramente così bisogna dimostrarlo da subito. Operazione sorpasso riuscita al Messina nello scontro salvezza con il Giuliano di Bertotto al primo KO dal suo arrivo in Campania. Una vittoria, la seconda in campionato, che spinge i giallorossi in una posizione a ridosso del centro classifica. Prestazione in chiaroscuro della squadra di Modica, che a sorpresa ha cambiato la difesa schierando Polito e Pacciardi. 2 novità bocciate dal campo. Polito in difficoltà sostituito da Modica a fine primo tempo. Pacciardi finito fuori per il rosso su Nocciolini lanciato a rete. Il colpo dello scorpione di Plescia vale 3 punti importanti anche per il morale e la giovane età del Messina, con una gara, quella con il Taranto, da recuperare. Nel finale è emersa la solita paura di vincere, già pagata a caro prezzo contro Turris e Casertana, ma il Giuliano ha sparato a salve e il resto l'ha fatto il solito Fumagalli. Sempre bisogna migliorare, non esiste la perfezione nel calcio, né tantomeno siamo stati noi oggi spettacolari nel volere dominare, gestire e chiudere la partita. Abbiamo sofferto gli ultimi 15 minuti che non dovrebbe fare parte di noi, ma ci sono anche gli altri. Io faccio complimenti a Giuliano perché ha fatto una buonissima partita, al di là degli ultimi 15 minuti, anche se tranne quell'azione della traversa, poi mi sembra che il Fumagalli abbia fatto solo una parata nel primo tempo, quindi erano messi bene in campo, giocavano bene, ordinati, quindi era la partita che ci aspettavamo. Prossimo appuntamento venerdì a Picerno con inizio alle 20:45. Doppio 3-0 in semifinale e in finale con i padroni di casa del Bogdanka Lublino. La Farm Italia Saturnia Catania vince il quadrangolare precampionato in Polonia, a Lublino appunto, dove andiamo con le immagini. Gli etnei portano a casa anche il titolo di MVP della manifestazione, andato al capitano Santiago Orduna, considerato anche il miglior palleggiatore del torneo. Quello di miglior opposto assegnato a Bukegger, di miglior schiacciatore attribuito a Manavinezad e miglior centrale per Alessandro Tondo. La dimostrazione insomma che questa squadra è pronta a dire la sua in Superlega. Ovviamente rispetto a quello che è il nostro obiettivo stagionale. Devo fare un plauso a tutto lo staff tecnico e ai giocatori perché hanno saputo mettere in campo, oltre alle doti individuali, alle qualità individuali che noi conosciamo bene, anche una certa compattezza di squadra e una certa idea di gioco che insomma non era scontato che venisse messa in mostra, ma è anche vero che noi siamo sempre stati consapevoli delle qualità dei nostri ragazzi. Martedì si tornerà in palestra e i biancoblù troveranno il loro compagno Masulovic, pronto a mettersi a disposizione di Cesar Douglas Silva in vista dell'esordio in Superlega di domenica a Perugia.